tutti i dolori del Green Pass. A ogni causa corrisponde un effetto, quindi se dal 15 ottobre entra in vigore l'obbligo del passaporto verde per tutti i lavoratori, cosa succederà nel mondo dei trasporti? Gli autisti si presenteranno su corriere e autobus e se qualcuno non lo farà, quante corse salteranno? Lo scacchiere è complesso, ma per definirlo si può provare a fare un veloce calcolo. Se in Veneto circa il 75% della popolazione ha fatto il vaccino, ipotizziamo che tra i dipendenti di SVT nel Vicentino l'andamento sia in linea con il resto della regione, quindi ci sia un 25% di non vaccinati. Un calcolo ipotetico, teorico, ma questi lavoratori da venerdì prossimo per guidare autobus e corriere dovranno fare i tamponi almeno 2 o 3 volte a settimana e a loro spese. Una scelta che potrebbero fare tutti gli autisti oppure nessuno, imprevedibile. Ma siccome gli autisti SVT sono 380, quelli in dubbio sarebbero meno di un centinaio. Potrebbero non riuscire a venire a lavorare perché non riescono a farsi il tampone in farmacia. Però se riescono a farsi il tampone, se riescono a organizzarsi, verranno a lavorare e saranno giustamente operativi. Che cosa succede se non vengono? Se non vengono l'azienda sta comunque organizzandosi per cercare di sopperire a tutte le mancanze che ci saranno con una rivisitazione di quelli che sono i turni, le assegnazioni delle persone alle zone, alle corriere, alle linee, proprio per salvaguardare il servizio in tutte le situazioni più importanti, che sono le situazioni in cui la gente ha bisogno di muoversi per andare a lavorare e per andare a scuola. Insomma, SVT si è già attivata per sopperire a eventuali défaillance di venerdì, salvaguardando il più possibile le sue 3.385 corse giornaliere, in particolare le fasce di punta della mattina e di mezzogiorno. Per questo sarà disponibile un aggiornamento in tempo reale e continuo sul sito di SVT. Un sistema praticamente come una cosiddetta ultima ora dell'azienda di SVT presente sul sito che sarà consultabile, dove l'azienda scriverà tutte le problematiche che verranno riscontrate ma anche le soluzioni che si potranno presentare, nel senso che se manca una corsa quale sarà la corsa successiva, e quindi l'utente sarà in qualche modo, cercheremo di informarlo puntualmente su ogni direttrice, su ogni problema che si verificherà. Insomma, c'è un margine di incertezza, ma si sta tentando il tutto per non vivere un venerdì nero di caos, con autobus fermi e il traffico delle automobili private che, per sopperire le corse tagliate, si riverserebbero sulle strade del Vicentino tra code e smog. Un problema che SVT vuole risolvere garantendo almeno le corse di punta, quelle più frequentate. Il trasporto pubblico venerdì c'è e il trasporto pubblico verrà assicurato per credo la totalità, quasi la totalità delle corse.